Finalmente dopo alcune settimane difficili ci ritroviamo tutti insieme, il movimento delle Proloco della nostra regione, nell'assemblea straordinaria che è programmata a Tavagnacco, un'assemblea straordinaria per approvare lo statuto previsto dalla normativa del terzo settore, ma soprattutto per presentare un lavoro molto interessante, molto significativo, con dati molto pesanti da un punto di vista positivo, fatto dalla CGA di Mestre su tutto il nostro movimento nazionale, con un focus particolare su Friuli Venezia Giulia. Le Proloco in questo periodo difficile sono comunque rimaste sempre attive e presenti sul territorio, collaborando con la protezione civile, con le amministrazioni comunali, intervenendo nelle necessità soprattutto presso le famiglie e le persone che ne avevano più bisogno. Presentiamo anche i risultati di questo periodo. Siamo fiduciosi perché le norme un po' alla volta si stanno allentando, superando quindi queste difficoltà che si erano emerse soprattutto i primi periodi in cui si era riaperto la possibilità di organizzare negli eventi all'aperto, e siamo fiduciosi che questa estate possa essere un'estate positiva, ritrovarci tutti insieme a bere un buon bicchiere di vino.